Buongiorno, buon inizio del weekly. Vieni Panna. È chiusa di fuori. Ecco, adesso c'è Pepe di fuori. Oggi fa freddo, Oggi fa freddo ma non c'è umidità, perché non c'era ghiaccio sulla macchina prima quando siamo uscite dal lavoro, quindi vuol dire che non c'è umidità. Però sono 3 gradi, quindi fa abbastanza freddo. Rientriamo e la giornata è nuvolosa, decisamente. Mamma mia, il caffè latte, il caffè che mi sta pesantissimo e insisto a berlo ogni mattina. Vabbè, ieri sera si sono fulminate le lucette di Natale che avevo qua sopra. A un certo punto sentivo puzza, era puzza di plastica, cioè proprio colata la plastica sulle lampadine e si è bruciato anche il legno in qualche punto, quindi fortuna che ce ne siamo accorti, ma ci siamo accorti perché poi si sono spente all'improvviso. Prima andavano a tutta l'intensità che potevano e poi a un certo punto tac, si sono spente, quindi niente. E quindi sono nelle immondizie e devo trovare qualcosa da mettere lassù che faccia luce, perché o prendo quelle fasce a LED ma non stanno bene lì, non lo so, insomma qualcosa che ci faccia luce nell'angolo del tavolo. Comunque insomma le ho buttate perché oggi ho il dentista, quindi mi porta Franz, cioè vado giù con lui a Belluno e quindi devo far fuoco per forza presto adesso, sono quasi le 11 e oggi è il giorno del cambio lenzuola. Lo faccio sempre il lunedì ultimamente perché il martedì sono a casa e non voglio fare il martedì i lavori di casa e quindi faccio tutto il lunedì pomeriggio, insomma mattina pomeriggio dopo lavoro, ecco. E basta, vi appoggio un secondo, male alla spalla tantissimo perché oggi ho pulito le vetrate in parte, solo fino a altezza uomo perché non ce la facevo a far di più e quindi ho più male del solito, ecco. Però sono dettagli. Ho cambiato colore di semipermanente perché voi mi direte ma l'avevi appena messo, perché l'hai già cambiato? L'ho cambiato perché prima cosa si stava rovinando, perché essendo, cioè io non sono pratica a metterlo, l'avevo messo abbastanza male quello, in realtà ieri si vedeva molto che era messo male, stava iniziando a staccarsi, ad esempio in quest'unghia si stava staccando tutto e quindi ho detto vabbè lo cambio, così ho imparato a toglierlo, ecco, e ieri ho fatto un lavoro certosino e mi sono messa questo. Se vi interessa sapere che marca è questo semipermanente, arriverà anche il video dell'haul, però è la marca Annabelle, la trovate su Amazon. Cioè, guardate che casino, sembra che io abbia una lavanderia in casa. Panna, ehi Panna, ciao! Quindi via il cambio lenzuola e dopo il cambio lenzuola pulisco con l'aspirapolvere, tutto entro mezzogiorno e vedo di fare anche la doccia entro mezzogiorno, non so se ci riesco, però ci provo. Fuoco è acceso quindi sono tranquilla e ieri, che era domenica, abbiamo fatto il lavoro della pulizia dei tubi perché era un disastro. Sapete cosa vuol dire? Ma era da qualche giorno che faceva fumo e odore di fumo in casa e quindi ho detto a Franz bisogna pulire questi tubi perché non li abbiamo ancora puliti. Ormai era più di un anno che non lo facevamo questo lavoro e dobbiamo pulire anche il camino quest'anno, ma insomma era ora perché alla fine erano sporchissimi e li ho lavati dentro fuori e adesso il fuoco va molto meglio e non c'è più puzza di fumo. Purtroppo questo è un lavoro da fare e se non si fa si rischia che si incendi tutto, quindi no, bisogna farlo, è un lavoro noioso, lungo, perché poi è un lavoro anche che sporca molto la casa, perché comunque la cenere va ovunque e la roba nera, la fuliggine anche va ovunque, quindi devi pulire tutto intorno, però è un lavoro da fare e basta. Mi do il via ai miei mestieri di casa perché altrimenti non mi muovo più. Ore 9 di sera, non mi sono fatta sentire prima. Siamo stati a fare, cioè sono andata dal dentista pomeriggio con Franz e poi siamo andati a fare la spesa e sono volate le ore praticamente e sono le 9 di sera. Io sono qui che ho appena finito di registrare i 3 video spesa, ho diviso in 3 perché ho diviso per negozi. Pepe, buongiorno. Pepe, buongiorno. Buongiorno. Pepe? Ah, cosa c'è?
Cosa c'è? Sì, tante coccole. Saluta tutti, bravo. Pipì. Mamma! Pepe! Dove vai? Dove? Dov'è la coccinella? Dove l'hai persa? Persa? Vero? Sì. Oggi è martedì, sto aspettando il latte, anzi è appena suonato il microonde, quindi è finito. Allora, mi è stato chiesto il video su come funziona il microonde. Io lo vorrei anche fare, ma io più che scaldare le cose o scongelarle non faccio. Non utilizzo la funzione grill perché fa una puzza tremenda, cioè intanfa tutta la casa e... ma di tutti i microonde che ho avuto è la stessa cosa. E c'è anche la funzione vapore in questo, cottura a vapore, ma non l'ho mai utilizzata perché comunque non mi serve, non mi interessa. Che bei capelli che ho oggi. E quindi io vorrei farlo, però appunto utilizzando solo la funzione classica del microonde non ha senso fare un video del genere, non sarebbe completo. Devo andare a vedere se è finita la lavatrice perché l'ho messo su stamattina e in realtà ho fatto 1000 cose nel frattempo. Adesso faccio colazione perché ho finito tutto e quindi posso fare la colazione. E sì, la lavatrice è finita, quindi tra un po' la stendo, prima faccio colazione. Assolutamente. Si stanno spostando i denti in avanti e questo sta... cioè manca poco che venga attaccato al filo di metallo. Al momento lo sta portando avanti con l'elastico, con un filo, anzi ieri ha usato proprio un filo, l'hanno dato 20.000 volte e insomma comunque si stanno spostando. L'unico che non si sposta nonostante tutte le trazioni è questo qua, è ancora lì storto così, cioè da lì non si schioda e boh speriamo che si sposti perché questo è ancora proprio là così, dovrebbe essere così e vabbè. Quello è l'unico che non dà segni di miglioramento. Ci siamo? Si è appannata la fotocamera? Forse c'è il... no, si è appannata la fotocamera. Bene, perfetto. La situazione di questo mercoledì è che sta nevicando. Stranamente ieri ha fatto una pausa e adesso nevica di nuovo. E sinceramente io sono abbastanza stufa della neve. Cioè, ho appena pulito la macchina, c'ho già tutto pieno. Che stress, ho appena finito di lavorare, volevo appendervi al vetro, vediamo se è possibile. Ok, la situazione è quella che avete visto, purtroppo non sta fermo il telefono perché pesa troppo, ve l'ho già detto, e quindi questi video saranno veramente mossi e quindi niente, lascio perdere la registrazione, ci vediamo più tardi. Ciao Celestino! Che nanna Celestino! Bene, torno a casa, siamo dopo pranzo, sono venuta a prendermi una cosa di un esame che avevo fatto. Ciao Gassone! E niente, adesso vado a casa perché ho ancora il fuoco che va, cioè ho il fuoco che va e quindi mi tocca tornare giù, non posso fermarmi qua più di tanto. È uscito il sole stranamente, che oggi nevicava, adesso c'è il sole. Bene, andiamo. Ho appena registrato un video e spero vi piacerà, non so, lo farò uscire forse la prossima settimana, quindi state sintonizzati sul canale
e quindi mi sono anche sistemata un attimo i capelli, non li ho neanche lavati, gli ho messo la lacca e basta, solo che sono lunghissimi qua dietro, non stanno proprio bene, infatti così, dovrebbero essere un po' più corti dietro. Qua no, mi piacciono così, però dietro dovrebbero essere un attimino sistemati perché il taglio, cioè io non li taglio da agosto i capelli, dal 18 o beh insomma da agosto, quindi è passato decisamente un po' di tempo dall'ultimo restauro, è passato un po' di tempo. Qui ho la mia tazza con il tè, questo è Twinings, quello col limone, al limone. Ma Franz deve ancora tornare perché deve portare via l'aspiracenere e vabbè. Ciao Pipo, allora mi siedo qua con voi. Allora qui c'è Pipo. Come stai, Micio? Qui è tè, amore. Vuoi tè? No, questo è te. Non ti piace? E Panna invece è di qua. Eccola. Ehi, Pannina. Ciao. Ehi, Pipino. Ciao. Panna e Pipo sono insieme nel cesto. E probabilmente Pipo è andato con Panna. Ecco. Che belli che eravate. Sì, Pepe. Panna, potevi stare con Pipo. Pipo, ti piaceva Panna, vero? Sì. Non è che qua c'è il tuo pompon. Guarda, questo è tuo. Pipo. Pipo. Giovedì pomeriggio. Io chiudo già il weekly perché sono delle giornate, anche ieri pomeriggio, oggi ho mal di testa, non mi passa con le medicine e quindi ho deciso di interrompere il weekly semplicemente perché non sto bene, però spero mi passerà in prossimi giorni perché cioè anche lavorare è pesante così, non si riesce a lavorare bene. Comunque, oggi il tempo è stranissimo, è tutto nuvoloso, ogni tanto esce il sole, ma avevo steso di fuori questa roba qui che ho attaccato al forno, però si è un attimino asciugata, ma non tanto ovviamente, c'è sempre quell'arietta sotto fredda. Adesso ho un'altra lavatrice che sta finendo, dovrò stendere in casa per forza. Spero di avervi tenuto compagnia. Ecco, abbiamo tenuto compagnia, cosa dici? Sì, mi dai un bacino? Aiutatemi. Questa è Panna, lei sbaciucchia sempre tutti. Sì, e i capelli, adora i capelli. Sì. Bene, dopo questa io vi saluto, chiudo il video, lo metto subito a caricare e non so che cosa fare adesso, perché non riesco a concentrarmi su niente, proprio male al collo, la testa, quindi non riesco a concentrarmi, è da lunedì che sono così. Non ve l'ho detto niente nei video, però è da lunedì che ho dolori vari al collo, la schiena. Penso sia un po' il tempo, perché è sempre, non si capisce mai che tempo faccia, quindi penso sia anche quello. E vabbè dai, niente, vi lascio, ci vediamo domani per voi, cioè lunedì, con un nuovo video e alla prossima, ciao!